Regione, Dipartimento Prevenzione, FISM, ANCI, Ufficio Scolastico e Pediatri di Libera Scelta sono al lavoro per riaprire asili nido e scuole per l'infanzia paritaria. Al vaglio proposte e modalità da attivare entro il 4 maggio per andare incontro ai genitori che torneranno al lavoro dopo il forzato stop alle attività economiche causato dal coronavirus. Questo io credo potrebbe essere anche un buon campo d'azione per capire, rispetto alle tante domande che abbiamo, dei campi estivi, dei centri estivi, anche se poi riguardano altre età, ma potrebbe sicuramente servirci anche poi come appunto ragionamento rispetto a quei servizi che di solito in estate c'erano. La Regione sta poi attivando anche la campagna per il vaccino anti-influenzale e pneumococco, indirizzato in primis agli over 65 e alle categorie professionali sensibili. Alle aziende sanitarie è stato già chiesto di indicare il proprio fabbisogno. Sono inoltre in corso di attivazione le USCA, le unità di continuità assistenziale. Al bando per il personale hanno risposto in 462 tra medici, corsisti della scuola di medicina generale e laureati abilitati. Ad oggi ci sono 39 USCA attive che seguono 1798 pazienti Covid a domicilio. Le attività che maggiormente fanno le USCA sono per il 77% triage e quindi danno informazioni telefoniche e di consulenza di questo tipo. Il 62% attività a domicilio, quindi vanno a visitare i pazienti a domicilio. 31% la somministrazione dei farmaci, i farmaci che prima ricordava il Presidente, che sono quelli che sono possibili a domicilio, e poi per un 59% fanno anche altre attività, tra cui c'è l'esecuzione dei tamponi a domicilio, quindi vanno anche a domicilio per persone più anziane, insomma, eseguire i tamponi, oppure sono andati all'interno dei centri di servizi per anziani. Chi intanto continua a lavorare senza sosta e gratis da quando è iniziata l'emergenza sono i volontari della Protezione Civile del Veneto. Vorrei ricordare che hanno nel totale, silenzio, riaperto 5 ex ospedali in una settimana, che non vuol dire fare le pulizie, vuol dire ripristinare gli impianti dei gas medicali, vuol dire ripristinare gli impianti elettrici, vuol dire ripristinare gli impianti termici, vuol dire ripristinare gli ascensori, eccetera. In Veneto abbiamo 493 organizzazioni di protezione civile